Stai scegliendo il formaggio da prendere? Li voglio tutti. Che carino questo. Questo è una specie di self-service di erogazione del latte e poi se si vogliono anche formaggi, dessert, chiamano e loro saranno sicuramente qui vicino e lo consegnano. Una cosa bellissima. Allora, che ne dici di questa prima serata? Carina, carina, molto carina. Dobbiamo ancora abituarci agli spazi ristretti, ecco. Sì, questa è molto piccola. L'acqua calda, per esempio, c'è un cosino qua dentro. Qui nel bagno Boiler c'è tipo, un sì, altro. un altro piccolo boiler d'acqua calda. Come facevamo a non comprare... Spegni l'acqua! Come facevamo a non comprare i nostri amatissimi mirtilli? Il video che ho montato per la settimana prossima si sta salvando e io sono venuta qui a innaffiare la piantina che ho comprato perché ovviamente non ho potuto resistere, ho comprato il basilico anche qua. Che carino, ora ti do l'acqua, è bellissimo. Bello. Allora, siamo sul fiume Orco. Orco, vero? Sì, ci hanno spiegato che si chiama Orco perché è un fiume molto impetuoso, quindi diciamo quando le piogge sono belle intense, ecco il fiume comincia a ruggire proprio. Un'altra spiegazione era? Era? Ah, che qui si estraeva l'oro Ah sì, dal fiume, c'erano... quindi Oro Orco. come in quel film, come si Ma chiama? che c'entra Oro Orco però? Sì, pure l'ho sentita sta Come cosa. che si chiama? Il richiamo, Il richiamo della foresta. della foresta, che c'è questo signore che prende l'oro dal fiume. È vero. E niente, siamo quindi in Piemonte, Val di Orco, Gran Paradiso, è una bella giornata oggi. Il panorama dietro è meraviglioso, siamo al tramonto e adesso ho una voglia sfrenata di hamburger. Siamo in una posizione scomodissima. Infatti ora chiudo. Ho detto mi devo portare l'accetta. Una botta, sai come veniva via. Ciao Tania. Saluta YouTube. Ciao YouTube. Ciao YouTube! L'energia che ci vuole. Tornanti proprio niente di che, tranquilli tranquilli. Con un ciclista davanti poi è una figata. Cioè quella è una cascata.
Castori, siamo al lago di Ceresole Reale, nel parco nazionale del Gran Paradiso. Siamo più o meno a quanti? 40 km da casa, dove abbiamo Sì. preso dal pet, quindi siamo proprio si può dire dietro casa, ecco. Sì. Comunque è la prima volta che veniamo in un posto, non in questo posto, in generale in un territorio di cui non sappiamo essenzialmente niente. È vero, Cioè non ci è siamo vero. informati prima di che posti visitare, dove andare, e fare così è ancora più bello perché ti rendi conto che oh cavolo, guarda dove sono, vado là, oh cavolo, guarda quanto è vicino È da me, vero. vado lì. È bellissimo. Siamo stati in Valle d'Aosta noi a settembre scorso, settembre 2020, e siamo stati poco, qualche giorno. E quindi da questa parte delle Alpi non siamo ancora mai stati, nel senso ci hanno tutti detto di andare lì verso il colle del Nivolè, presto infatti ci andremo e faremo anche un bel reportage. E da lì si svalica e si finisce direttamente in Valle d'Aosta, quindi ecco siamo proprio Bello. sulla linea di confine, è meraviglioso. Ci facciamo il bagnetto? Che antipasto. Madonna, quanti formaggi, bellissimi. Cipolle. Quanto olio c'è? Larisa e i suoi pizzoccheri. Ancora devo capire cosa sono. Io sto invece con capriolo e polenta. Buon appetito. Ecco, siamo al rifugio Fonti Minerali. Non so se con la cascata si sente qualcosa. Il posto qua è meraviglioso, abbiamo mangiato molto molto bene, un tagliere misto enorme, un ottimo camoscio, no camoscio, come si chiamava? Capriolo! Un ottimo capriolo con polenta concia, non sconcia, quindi attenzione. E il posto è davvero bello, 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 bello. Siamo qua ora sotto, siamo scesi e c'è una cascata meravigliosa. Un video, parla! Abbiamo comprato questo sidro di mele piemontesi. Buonissimo. Sì. A una, che cos'era? Una pizzeria Guarda, vicino al lago. ingredienti, mele. Fine. Bene, che figata, buono. Molto. Con questa vista. Immagina di stare a 3000 metri su una roccia. No, no, non mi ci immagino proprio. Oh! Aspetta, Senti, prova su quell'altra. è pure per ragazzini questo. Dici che è per bambini? Sì, è così basta. Perché sicuramente ci sono dei punti in cui mettere le mani. È perché non sai come fare. Sicuramente c'è una No, ma tecnica. questo è per spiegare, questo non basta. Fa quel pippone di Davide. Ciao Da!